Il percorso di formazione dell'ITS Marco Polo di Venezia racchiude corsi incentrati sul sistema della logistica portuale del Veneto, ma non solo, si occupa anche del settore dei trasporti ferroviari. ITS Marco Polo è una realtà giovane, però è una realtà che negli ultimi 3 anni ha avuto ottimi risultati di presenza ai 2 corsi di logistica e di guidatori praticamente di locomotori di treni, e che si rivolge sempre di più a un settore da troppo tempo rimasta inevasa questa richiesta di professionalità. L'ITS Marco Polo nasce nel 2015, è espressione del territorio veneziano e in particolare del porto di Venezia, di questo sistema economico che ha una forte connotazione, un forte impatto nel settore della logistica. L'ITS offre 2 corsi di formazione, 2 indirizzi di studio. Il primo, quello storico, in materia marittimo-portuale. Il secondo corso in materia ferroviaria, invece, è nato nel 2016, è un corso che forma macchinisti. Quindi al termine di 2 anni chi completa il percorso e supera gli esami intermedi e finali potrà condurre un treno. Io credo che ITS, più che un'alternativa, integra un modello di formazione che sempre di più il mondo delle imprese chiede. Cioè chiede di trovare della gente preparata, quindi una persona che ha finito il liceo può già cimentarsi con questo corso che è un biennio fatto di didattica e di presenza nelle aziende. Come tutti gli ITS veneti, anche il nostro ITS ha percentuali di placement altissime, siamo al 93%, il settore ferroviario in particolare ha un 100% di placement. In questo momento tutti i ragazzi, ancora prima del termine del percorso, vengono optati dalle imprese. Mentre nel settore della logistica siamo lievemente più bassi, sorrido perché la percentuale è comunque molto alta, in quanto anche lì siamo 9 su 10 trovano occupazione. È stata un'esperienza innanzitutto positiva, è stata un'esperienza che mi ha permesso di alternare lo studio, quindi le lezioni frontali fatte da dei professori esperti, al tirocinio, quindi a un'esperienza pratica. Io l'ITS, premetto, non l'ho ancora finito, mi manca un mese per finire con l'esame finale, però sto già lavorando, ho già finito il tirocinio del secondo anno e adesso sono stato rinnovato per continuare quello che era il tirocinio e mi trovo in un terminal portuale qua a Venezia, in Porto Marghera, che è la Vecon, e niente, quindi si è concluso positivamente questo percorso. In Italia abbiamo 8.000 studenti all'anno che escono fuori dall'ITS, in Germania 800.000, perciò c'è un rapporto impressionante. Fatto sta che investiamo molto poco come paese, investiamo il 2% del nostro PIL, mentre gli altri paesi investono il 4-5%. Perciò la formazione deve essere un elemento fondamentale per poter inserire i ragazzi nel mondo del lavoro. Noi abbiamo, e dobbiamo farlo ancora più fortemente, un patto dell'impresa e della scuola e dobbiamo mettere in condizione le imprese, lo stiamo facendo ma dobbiamo ancora noi migliorare in modo tale che così almeno l'80% dei ragazzi che escono dalla scuola riescono ad affrontare immediatamente degli stage. È fondamentale, essenziale, la qualità del cosiddetto capitale umano è quello che fa la differenza poi alla fine, sono le donne e gli uomini che fanno funzionare i porti, chiaro la tecnologia, chiaro l'innovazione, chiaro la capacità operativa, ma poi questo nel concreto viene messo in pratica dalle donne e gli uomini che noi riusciamo a impiegare, quindi è evidente che la parte di formazione sia una parte essenziale e di formazione permanente peraltro, che attenzione, soprattutto nella logistica, nei porti, non si arriva a sapere tutto una volta per tutte, quindi questo percorso è un percorso che segue il lavoratore nell'interezza della sua carriera.